e davanti a noi abbiamo proprio l'estrazione di Canal Grande, invece a sinistra abbiamo Cave Michelangelo. Vedete quelle cave si vede in mezzo al bosco? Là dietro tutti gli artisti andavano a prendere, a cercare marmi perché è la vallata più piccola ma la più redditizia. È tutto completamente fatto di marmo. Lo vedete? Ci abbiamo due statue dello scultore e qui abbiamo addirittura una bagnante, lo vedete? Prima c'erano degli alberi, poi si sono seccati, sì che ora si vede benissimo, è di un artista che ha questa fortuna ora, perché dopo la pioggia abbiamo il colore bello acceso del marmo. Si vede meglio il colore del marmo quando è bagnato. Lo sapete chi va a acquistarlo? Se lo fa bagnare. Perché il ponte di ferro ci passava il treno sopra, noi giriamo a destra a tagliare la vetta. Calma, hanno già fatto delle belle leggi rigide, capiamoci, non è che lasciato nulla al caso, è un caos, l'acqua è bianca per forza, porta via la polvere che c'era, sarà depositata sui sassi di marmo. Noi non ci si fa mancare niente, presepe di marmo in località. Questo signore proprio fino su in vetta, invece lì a sinistra vedete dei ponti, ci passava la marmifera, il treno, che sembra dipinte, ecco i cannonisti salgono da lì. Non hanno assolutamente protezioni perché sono le strade limitate da dei blocchettini di marmo e loro salgono fino in alto. Il camion con il blocco non ce la fa nemmeno a girare e che cosa si fa? Un pezzo a marcia avanti, un pezzo a marcia avanti. Chilometri in più per niente, a pettinare le bambole, sto scherzando. Siamo andati a vedere una realtà completamente diversa, perché mi sembra giusto, completamente diversa. Capite perché Rosoni delle chiese ogni volta verso questo versante, ma guarda l'altro versante, il versante di Miseglia, che si chiama così. La carne rossa veniva mangiata subito, altrimenti si rovinava, il lardo che era parte della schiena d'olio e il sale. Quindi loro li conservavano per 6 mesi e dopo 6 mesi a un basso dosaggio di colesterolo. Ok? Allora, vediamo che saliamo ancora un po', impressionante, e noi saliamo ancora un pochino, ci fermiamo vicino a un posto dove io prima vi faccio vedere la cava e poi vi spiego le tecniche di estrazione del marmo. Su questa nazionale abbiamo girato Wild con la fiammetta cicogna, sapete l'avventura d'Italia 1? Siamo andati fino lassù in alto, sì, l'ho portata su con la mia jeep, infatti sulla mia jeep c'era scritto Wild, è l'unica puntata che ho visto dopo quella Casa Arancione ci si ferma, è l'unica puntata che ho visto e mi è venuto rabbia, perché eravamo qui a Carrara e parlava d'Africa, ma non sto scherzando, quindi immaginatevi i documentari cosa ci fanno credere. E ora noi ci fermiamo dopo quella jeep bianca. Ancora non ho parlato delle proprietà delle cave perché c'è un sacco di cose, no? Però un 30% sono ancora private. Belle esplitatemi, ma fate attenzione. Allora, due cose particolari. Il marmo è tutto bianco, è nero perché è ossidato, è poroso e quindi assorbe le impurità e diventa nero. Arriva dall'altra parte e negli anni 50 qui c'era la collina con il frutteto e con una casa, ci abitavano, tanto per capire. Negli anni 50. All'epoca romana si faceva così e si scende per l'altro. Oggi provvita a tagliare il cappellaggio, provvita Guarda ciliegie. Io staccavo il blocco in marmo, l'avevo tutto isolato, ma non costavo 300 tonnellate all'epoca, lo dovevo rinquadrare in piccoli pezzettini ecco. E quindi cosa fai per tutto? Guarda, c'è la parte sottostante che è già aperta. Non c'è problema, fatto il fuoco, e no,
non lottate ancora, perché stai sempre per la cosa i reumatismi e l'altra malattia professionale, per raffreddare il capo. E mi taglia tutta questa parte, questa gira, fa quella raggio a basso costo, sai quello da spalmare sul pane? O la danetta, la danos, il Kinder fetta al latte con 30% di calcio. Il marmo di Carrara, per esempio, c'è chi compra le lastre, i piatti, i bicchieri con calacata, cioè sono quelle cose un po'. La settimana deve tornare a casa, lei aveva incontrato degli amici lì in Africa, di cui uno molto particolare. Lei gli dice: dimmi il tuo nome, almeno il nome me lo devi dire. E lui dice: no, perché se te lo dico comincia a ridere. Mi fa: no, stai tranquillo. E ora invece stanno facendo questo film sopra i pianali. Però il problema, sapete qual è? Perdi anche il difetto, ok? Nascondi anche il difetto stesso. Ponte di Ferro, questa è la zona di Vezzala, dove passavano i carri, e fino a 5 anni fa i camion passavano da la Dama, tutte queste cose, e questa è la cosiddetta Carriona, la via dei carri. Invece fino al Medioevo e 1570 tutto il marmo scendeva dalle cave e passava in centro storico in via Vezzala, qui a sinistra, vedete? Però ragazzi, girate la faccia a sinistra e vedete la caratteristica di Carrara. Anche il tetto del Duomo ce l'abbiamo di marmo, lo vedete laggiù? Cioè, una città veramente incredibile, tetto, e accanto c'è la casa dove Michelangelo abitava. Lì accanto lì al Duomo, proprio di fianco. Guardate qua com'è più bianca ancora l'acqua. E quando dico le case sotto sono tutte di marmo, guardate questa là che c'è del travertino, c'è dei marmi completamente diversi,